scienza arriva dove la politica non arriva, con la scienza si fa diplomazia, si va oltre i confini. Per Trieste e per il Friuli Venezia Giulia è sempre stato così. Qui abbiamo degli importanti istituti a livello mondiale di ricerca che sono arrivati laddove i confini impedivano alla politica di andare dall'altra parte. La diplomazia della scienza è una diplomazia forte e oggi Trieste è stata premiata. Direi che è stata premiata l'Italia ed è una cosa che veramente ci rende molto molto orgogliosi. È un buon biglietto da visita anche per domani. Beh, assolutamente, anche perché uno dei motivi per cui hanno premiato noi è perché siamo centrali nel contesto europeo e guardiamo con grande attenzione ai Balcani. Quindi questa nostra centralità, che domani viene suggellata con il Summit, viene ancora riconosciuta con Trieste Capitale della Scienza. Presidente, in 48 ore un altro successo. Dopo Palmanova UNESCO, oggi Trieste Capitale della Scienza 2020. Sono due candidature che per quanto diverse si somigliano perché sono candidature non soltanto italiane, sono straordinariamente internazionali, coinvolgono tanti paesi, tante regioni, tante città e quindi direi proprio che siamo andati nella direzione giusta. Non da soli, ma insieme si può vincere e si può far bene. L'UNESCO ce lo ha detto in questi giorni per Palmanova e oggi ci viene detto dalla Commissione Europea per quanto riguarda Trieste, quindi è veramente un grande successo di tutta la nostra regione. Io mi voglio congratulare con voi con esattamente questa straordinaria notizia che Trieste ha vinto e credo che sia un orgoglio non solo per Trieste ma un orgoglio nazionale. Il fatto che sia stata scelta come luogo per questa meravigliosa prospettiva credo che ci faccia tutti contenti. Abbiamo molto sostenuto sin dall'inizio questa candidatura insieme anche alla Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Saluto, credo che sia lì il nuovo sindaco, che quindi voglio salutare anche il sindaco, ma credo che soprattutto volevo salutare tutti gli attori e tutti i soggetti di questa straordinaria vittoria che ci inorgoglisce molto. Saluto, non so se è lei che sta coordinando adesso, il professor Fantoni si sta coordinando. Sono io, chi c'ho il microfono. Perché non riesco a vederla, vedo solo il meraviglioso pubblico. Dico tra l'altro che da questo punto di vista significa anche per l'Italia dare un ulteriore forte contributo che si merita Trieste, ma che si merita anche, io penso, l'Italia proprio come visibilità e importanza per gli investimenti che sempre di più, anche come Ministero, noi vogliamo fare sul terreno dell'importanza dell'università e della ricerca. Presidente Bolsonaro, lei è stato presente quando è stato illustrato il progetto alla Commissione Europea a Strasburgo e in quella sede una delle chiavi vincenti è stato proprio il fatto che Trieste risulti essere capitale di una centralità europea anche nella scienza. Questo era anche lo spirito su cui si basava questa candidatura, ora questa vittoria da un punto di vista proprio dell'imprimatur nei confronti di Trieste. Trieste non rappresenta solo la parte italiana, non rappresenta solo il nostro paese, ma rappresenta anche tutto quel mondo mitteleuropeo che in questi anni in qualche modo ha trovato una centralità su questa città. Qui è realmente una città delle scienze, è una città dove l'innovazione, la ricerca, la capacità di leggere traiettorie del futuro è realmente quotidiana attraverso tutti gli istituti, attraverso le università, attraverso quelli che sono gli istituti di ricerca in generale e quindi accogliamo veramente con grande gioia questa notizia e adesso al lavoro perché nel 2020 ci sia questo grande evento. In 48 ore due grandi notizie, quella di Palmanova dell'UNESCO di ieri e oggi Trieste, un segno che la regione recupera proprio una centralità internazionale. Assolutamente, e se a questo uniamo una serie di altre notizie positive per quanto riguarda la parte economica, per quanto riguarda la parte del turismo in particolare, fra l'altro sito UNESCO Palmanova è bene che ci sia ed è bene che adesso si sviluppi un grande progetto attorno a Palmanova. Dicevo, tutti questi segnali messi assieme denotano come questa nostra regione, come questa nostra terra sia effervescente e abbia davvero davanti a sé una bella strada e che noi dobbiamo contribuire perché diventi ancora più bella e tenendo assieme tutta la nostra comunità e dando risposte alle famiglie e alle imprese.